Buonasera. E se già te non innamorato e la gattone esagerata, ma non è che m'ha combinato, la capo bene m'ha imbriacato. Sì, ma finisce di mangiare, non bene casicchiato, come faccio a te scusare? Io ti conosco a poco, tu mi fai innamorare, e se mi viene un collo che per muro mi fai fare. Amore, mi porti a mangiare? Ma chi ti sa equilibrare? Tu sei un treno che ha formato non lo fa. Non pire che mi volsi ci camazzare. E se mi viene un curvo per l'attrezza ma chiama. E si può non tenere attesa. Non vai più annanzi a mancare. Oh, fai pure amico. Sì, ma finisce di mangiare. Non vedi che si chiatta, come faccio a tuttare? Avanti il piccerello, non la posso mai allargare. Tu sei da sietta in da prima curva per tornare. Io non sono chiatta, sono in carne. Sei tu che sei pelato e non l'hai mai accettato. Questa m'ha guaiata, ma non è che m'ha combinato. La carta già me s'ha magnata. E me che arriva fino a un mese. E se si mangi una spesa, si è esagerata. E si può non tenere attesa. Si sciatturetta e pura rete. Amore. Si ma tu non sa mai se come fa una mano. Lo dice sempre al mattino, per il resto quando dico, ti prego basta, non mi allungare, non dire pesi, misura e quantità. Amore, mi porti a mangiare? Ma chi ti sa equilibrare? Tu sei un treno che ha formato non lo fa. Un pire che mi volsi ci camazzare. E si mi viene un po' per l'attrezza ma chiama. E si non tenete attesa. Oh ma finita magnetete. E ma non me ne importa che lo sugo mangiare. Se tengo rindo buono, non mi faccio a te cacciare. Cocchetta e patatine e te paga a cantare. Ma basta che mi non me la diventa papà. È andato innamorata, scusatemi. Applauso un po' a questi signori, questo è un applauso che facciamo. Allora, direttore, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Un attimo, hanno visto. Vicina. Direttore, credetemi, io ho già saputo un puttiere sotto al suo palazzo. Perché? Ma io ho pagato un puttiere? Sì. Ma perché? No, puttiere no palazzo, lo da porta, come chiamavo? Suo signore, non da tre si giù. Ho capito, è stata lei. Ah, Nanni, ma tu l'uomo mercante. Ma io volevo presentare la mia canzone. Ma esce fuori, avanti, andiamo. Tu a posto, direttore. Buonasera, direttore, a dopo, buonasera. Ma perché mi fai questo casino, scusami? Non lo so. Ma come la pensi? Flori, che Ma non cosa la pensi? E fossi il Da potere, passo, diciamo. fammi uscire. E fossi un potere, arrivato bella Ma palommaino. quando ne vuoi? Ti mi fai la cotta a babuscire, poi mi sta a fare morire con un altro. Scusate. Ah, sempre, scusa. Siamo i migliori. Va bene, prego. Tu hai pensato di sposare? 8 mesi, 9 mesi. Fra? 8 mesi, 9 mesi. Fra 8-9 mesi. Allora tu vuoi sposare? Ah no, Tu allora tu vuoi sposare? a chiesa. O prima o comune. O comunque, prima la firma. Poi a chiesa, a Torre Annunziata, va fuori. A Roma, a Rubesca. A Rapisca a chiesa. E una rezza allora. Scusa, Io può pigliare pure qualche puppo. ma quello è un mollone, scusate. Ma può pigliare pure qualche puppo dirlo. No, mai non può dire. Come non lo voglio? E lo tengo marato senza offesa. Perché tu vai a pescare? No, Scusa, come fai? ma Valenza. Ti dà Renzi però. A Renzi, e a capire. Un applauso a Babuscino, buonasera. Buonasera a tutti. Se mi inquadra la centrale, grazie. Buonasera. Perché non riesco poi a inquadrare quale telecamera devo guardare. Grazie alla regia. Sì. Nunzio Buca. Il nostro Jenny Buca, il nostro editore. E sempre i 8 non mancano.
E 8, Il 8 dicembre. 8 dicembre a Immacolata, noi stiamo al ristorante La Lanterna qua a Villa Ricca Napoli, ecco la pubblicità, organizzata da una grande agenzia che sono Stefano, che sono amici nostri, Antonio, Sì. eccola qua la locantina, venite in tanti perché veramente vogliamo a casa mora, divertimmoci, mangiate a velle, I tratti piano pure la tredicesima. pigliate pure, La tredicesima. perché tra camisa la di soldi. È pure un rende cittadino. Ma scusami, non ho capito, che devono prendere? La tredicesima. Ah, ecco, io non lo sapevo, sai? Ah, veramente? Perché mo c'è una nonna mia, oh no, mo pigli pure, la pigli giù a 13esima. La tredicesima. Che pigli? Tredicesima. 13esima. Va bene, eh? Segnate a villa, andate a comprare dei caffè, perché questi sono noi i soldi che arriveranno, giusto? Ok, mangiate a villa. I ritrattiello. Allora, cara Flora, vogliamo ringraziare un po' questi sponsor che ci seguono su questa grande piattaforma che è YouTube e questa grande televisione RTL Tagato Napoli. Certamente, un ringraziamento particolare va al partner Pizzeria Napoli Not Eccolo qua. Un di applauso. Gennaro Romano. Gennaro Romano, grandi amici. Camma io, Babucci, qua È siamo. socio. Ti vengo a trovare Ok, io. poi A Officina Meccanica, Corso Italia Casavatore. un grande pronto soccorso per camion e auto. Una cosa Bene. bella, immagino. Un Sai che è bacione. successo? Questo amico nostro c'ha l'autoambulanza, non per pigliare i cristiani, per pigliare macchina. Sì. L'autoambulanza, La Caruccia, rende. come si dice? Abusanza. Abbondanza. Abusanza. Come si dice? L'autoambulanza? L'autoambulanza. Abusanza. No, l'autoambulanza. Tiene pure una cosa per spiegare i polmoni. Oh. Però spiegano in mammetta. E state a fare le rose? No, tiene pure la macchinetta per fare le sonne. Però tutto l'ossigeno intorno, non sa che fa. Eh. Comunque è una grande officina. Si trova a casa da tu. Va Se bene. per caso si rompe la macchina in mezzo alla via, caro babuscello, basta chiamarlo, arriva l'autoambulanza, un carattere. Ma pensa arrivava a WWF. Che c'ha zicca? State passando a voi. Perché stanno ma trattiamo gli animali? No, e pensa a WWF. Poi, hai visto che è colpa tua? È colpa sua. Veramente, Leo. Ma chi è qua? No, niente. Babuscello, sei visto? Guardi, un applauso a Babuscello, guardate qua. Grazie. Lorenzo di Matozza, un nonnezor, un applauso. Marone, tu sei stata a Spagna, lo sapete che Babuscello parla pure spagnolo? Olè, Weiss mais. Dos. chi? Pumas. Umas? Pumas. Chi è Umas? O Puman. Ah, non basta Uman qua, Non Babuscello. basta, non basta, scusa. Ma che ne sai? Un applauso a Babuscello, è grande. Poi questo signore qua, una sera, si mettette in contatto con una cinese. Maronna, che succede? Babuscello racconta quella cinese, ma che voleva te? Voleva che tu parlavi cinese. Io vedo più. E che succede? È successo finendo. Ciccia, cucciu, ma c'è ciaccia. Faccio un maestro, Ah, cicciu. io andossi maestro, Ciuccia. conoscenza, amicizia, Quando c'è, ma che telefono. significa ciuccia? No, ciusciò, io ciusciò. Ma io ciusciò. No, dice ciuccia. Ciusciò, ciusciò. No, ciuccia. Ciusciò. Sa ciuscia. Caro Massimo, ieri siamo andati a un grande pub, sarebbe lo stilista. Lo stilizio, ragazzi, seguite lo stilizio. Come? Lo stilizio. Aspetta, il casino, lo sponsor si piglia colla, dicimelo buono. Un stilistico. Lo stilista. Lo stilista. Lo Lo stilista. stilista. Lo stilista del panino a Cercola, A provincia di Che hai Napoli. mangiato? Oh, hai fatto proprio panine tante. Era di chili Poi tu panine. hai detto una cosa in particolare. E già era. Era la cudaletta. A Cudaletta, A Svizzera. a Svizzera, siamo mangiati qua. A Che Svizzera. paese è, scusami? Cerco, quella è A Svizzera. Svizzera, a Svizzera. Cercola Il patone. e patane. Ganzano. No, c'erano altre cose. E vedi? a proprio. Come? A proprio. Andate a comprare il Saporite, una nuova latticina. Ah, proprio la secca. Non abbiamo uno sponsor che fa latticina. Ragazzi, seguite questo Prossimamente. il stilistico. Vai, È Giuseppe. un grande panino. È un grande panino. Come Insomma, si può fare? La torre non sono venuti fino a Ceccolias. Cerco, Ceccolias. non ho capito dove si trova. A Ceccolias. Cercola.
Cercola! Provincia di Napoli. Provincia, un applauso e poi. Ma ti ricordi qualche un film bello, napoletano che ti è piaciuto? Un film bello. A Romero ti è capitato che stai mangiando a Tatrino un bello film napoletano? Bellissima. Che ti piace? Bellissimi i Nino Danz. Un applauso a Nino D'Angelo, ci siamo ieri, un applauso a Nino D'Angelo, un grande. Bene, oppure Il Natale, lo sai che hanno fatto pure pastore per Babuscella? Andate a Veramente? San Gregorio a me, ragazzi, Oh. ho visto io, c'è stato un pastore e Babuscella. Hanno fatto un pastore, talmente che è diventato popolare. Quest'anno sul un presepio, bacione già fatto, Grazie. quest'anno sul presepio, troviamo pure la Babuscella. Babuscella, non il Babbo Buscella, Babuscella. Tu sbagli tu a parlare, posso sbagliare a parlare. scusa. Bene, poi fai storia chiama me. Babuscella! Bravo, intelligente, vedi? Io non lo so. Non ho capito? È una letta alfabete, le ho. No, non ce la faccio. Massimo, cosa? L'interprete, guarda là, va. Guarda là. Guarda qua, Miranda Mattino, com'era bello. Che cosa dici? Cosa dici tu? È una bella donna, bella parrucca. Ma quella parrucca, tu che te prima? Ma si scorda, ma no, guarda là, va, no, Napoli antica. Ma Sofia Loren la Sciusciara, te l'hai visto? Sì, E che parla? parlo della scienza di No, Napoli. Sofia Loren la Sciusciara. la scienza I di tempi Napoli. guerra, fi diventata lei la figlia. Piazza dei Plebiscito, turchi. Piazza Plebiscito, Piazza Amenza. E chi si è? Chi suo marito? No, chi sei Mario Merlo, quando era giovane. Un marito è Carlo Ponti, ragazzi. Vabbè, un applauso a Babuscella, è un grande. Se la regia ci prepara 2 o 3 pubblicità, questo piccolo, questo piccolo angolo, pubblicità. Va bene. Pubblicità. Grazie. Babuscella, come Ciao ragazzi. Silenzio. Ragazzi, Silenzio. mi trova Ceccolo. Cercola. Come? Cercola. Le stiliste del panino. Lo stilista. Ceccolo, ragazzi. Ma che stai nel campo? Lo stilista di quello che... Ma ti faccio la luce! Ehi, c'ha ragione! Mucegna, chi si mangia sempre? Massimino! Ma da buffo sempre, ma tu mangi... Ma tu fai una pizza! A Ruggero. A Cercola! Frate, ma vieni a trovare pizza in quantità! Giù da mangia e giù da vuoi mangiare! Ti piace? Sei da mangiare! Vieni che sta pizza è troppo bella! Ci mettiamo pure la mozzarella! A roba ci metto pomodoro! Pomo pizza! È grande ancora! Ma ci mi sa fatica qua, ma mi sto mangiando più pizza che sto spicciando! Sta signora mi ha detto, ma ora, mi piace? Sai, ma sto mangiando lì! Piano piano, tu ti stai ingrassando. Papà, ma non me ne fotte, ma una pizza! Ti fa un genere di mangiare! Ehi, ma tu balli la chiattone, fan quello a te, se mi stanno le cose. Ma che cosa, la canzone era chiattone esagerato? E che facciamo un chiattone esagerato, a Secondo poi? me, in A arrabbio. poi, guarda che stava prima, guarda che venimo, va! Vieni, perché sto faticando una smarca, non sto qua per venire, mi sto mangiando hamburger, justella, patatine, guarda, a casa parlo sulle massimine. Pomo pizza, non devo scordare, stiamo qua a 2 passi dalla tua città, o a Cerco, là somma, a Sant'Anastasì, sì, Pomo pizza, sono i compagni miei. Aiuta, officina meccatronica, innanzitutto tu faccio pure un bagno, lo dico live, auguriamo a tutti i nostri clienti un grandissimo veramente buon Natale e che torniamo alla normalità e che a tutti che stanno a venire, venite qua, vi aspettiamo in tanti da meccatronica, buon Natale e tanta felicità. Ci troviamo proprio in uno dei primi soccorsi a livello nazionale. Non ho mai visto un pronto soccorso per camion e auto. Guarda, stiamo pure un vermiere. Vermiere? Che cosa state portando? Scusatemi. Allora, questo è un macchinario per spilare la mannetta, e in poche parole questo ti spila i polmoni. Bravo, poi abbiamo anche queste altre macchine, ecco, guardate qua. Per l'ossigeno.
Ah, Che è l'aerosol. Questo dall'aerosol. Scusa, sono poco ignorante. No, no, E quest'altra gialla che significa qua? È un'altra sempre per la l'ossigeno. sorella dice e l'ossigeno. Ah, perché c'è anche la E sorella. la sorella che si tratta di ossigeno ancora. È più Che si fa forte. caricare che l'aria condizionata. È più moderno. È più perché avanzato. Si fa troppa vita. Questi E chi qua c'ha sì? stanno attrezzati con la diversità, hanno pigliato che saccare all'ossigeno, alle macchine e ai camion per camminare e passare frisci. Io non ho mai visto una cosa di questa. Guarda chi si Abbiamo la turbolanza. Questi qua sono psicopatici. Come? Sono psicopatici. No, già, non dire Ma queste cose. psicopatici in senso buono perché... No, sono megalomana. Sì, sono megalomana. Vogliono essere grandi, vogliono crescere sempre, vogliono essere il numero uno. Sono grossi, ma tu hai capito sono grossi più regani. Secondo me stanno all'altezza lo fa. E ti dico la Perché verità. sono megalomane serio. Sì, con questa cosa non ti voglio dici ingannare e ne voglio sponsorizzare, ma ti dico solo una cosa, Meccatronico è una garanzia, Cirio, compagno mio. Cossi Italia. Scossi là, Casavatura. sempre a Casavatura, chi non si sposta da là? Circonvallazione C'è esterna. la struttura, e di me appena sopra il caso, poi c'è stato cambio papà, pareva là Ucian, la città frate viene modi si intossica. Bravo, Babucci. complimenti, questi nostri Partner. sponsor. Partner. Un bacione. Grazie. Allora, io voglio ascoltare un po' i giovani della canzone napoletana. Bellissimo. Perché noi dobbiamo dare sempre uno spazio Allora. particolarmente alla canzone. È, al buono, mondo è pure un napoletano. buon Natale per loro. Però mo a renderlo, diciamo, mannaggia, la miseria un fa. Mi sono dimenticato una cosa La mano. importante. Vabbè, la facciamo già. Avevo una sorpresa che il cantante che tu fai questa grande cover si chiama Franco Ricciardi. Aveva preparato uno scherzo telefonico, una cosa, però smangi scordato, io la capa la tengo proprio. Vabbè, comunque, io voglio invitarvi il primo ospite che, se Flore è pronto, per piacere. Certamente, il primo ospite della serata presentiamo a Diego D'Amore. Diego D'Amore. Diego D'Amore, prendi il microfono centrale gentilmente, grazie. Buonasera. Diego, Buonasera, tu Paolo. sei Maestro. un giovane Sì, della maestro. canzone napoletana. Sì, Lui ti hai presentato con Babucci? sì, già lo Che conosco. ne pensi dei giovani? E che pensi, bello? Una scelta buona, un bello futuro per loro. Tu sei d'accordo che devono cantare in napoletano? Allora, sempre napoletano. Non hanno cantare in inglese, Nos, perché non ci capiamo niente. Vai. Hanno cantare spagnolo, bus, francese, nos, napoletano, sì. sì. Tu ci presenti una cover di un grande artista che si chiama Franco Ricciardi. Sì, Un bacione. Il brano una storia. Una storia. Ascoltatelo perché è bravissimo. A casa mia nasceva un coppo d'arenavi, o vasci a fianco Steve Cazzi, ne mi conosco niente cari. Ti ha ricordato come si appiccicava mamma, si mi rubava i soldi perché mi era cattucciato per te. Sempre insieme con sole e cadeva, quel tuo piccolo seno cresceva, mentre un filo di barba sul viso teneva pure. Ma una sera che strilli in tuo viso per colpe d'amore, e sentivamo ancora in tuo treno partendo lontano, perché a storia con te non faceva piacere a nessuno, specialmente in da casa da zia, a dove si è cresciuta. Ecco stesso paura in tuo cuore, torniamo stasera. Ti è arrivato in tuo vico, tu lasci la mano creatura, tanto lasci sta in terra solissa, ci fai crucicella. Sono sicuro che carezza una faccia e non la voglio allocare. Che c'è a fare? Se scioglie il trucco non ti guasta,
c'hanno avrei più belle tornate. E poi sì mamma non ti scordare, cagna c'è sta magliona nera, che la tuta le sta assai più bella. E tu acconciata ancora i capelli, perché piace a te. Ma una sera che strilli in tuo vico, per colpa di st'amore, e sentivamo ancora in tuo treno, partendo lontano. Perché la storia con te non faceva piacere a nessuno, specialmente in da casa da zia, a 12 cresciuta. E che stessa paura in tuo cuore, torniamo stasera. E arrivati in tuo vico, tu lascia la mano creatura. Tanto lasci sta in terra sorrisa, c'ha febbre si cela. Sono sicuro che carezza una faccia e non una buona lucana. Tanto lasci sta in terra sorrisa, c'ha febbre si cela. Sono sicuro che carezza una faccia e non una buona lucana. Grazie papu. Bravo. Ma ne serve a così. Mettiti qua, siamo in diretta sì, su YouTube, sembra RTN, e siamo in diretta su questa grande emittente che si chiama RTN. Un applauso. Un applauso. Ma soprattutto siamo in diretta anche su TikTok, perché il nostro programma siamo autorizzati di fare TikTok Television, perché noi ci stiamo ingrandendo, stiamo crescendo ancora. Attenzione, voglio mandare un messaggio a quei signori che stanno scrivendo sulla piattaforma di TikTok. Caro amico mio, non abbiamo i telefoni qua, attenzione, noi andiamo in diretta su questa grande piattaforma che si chiama TikTok e ci inchiniamo a tutti gli amici nostri di questi che ci seguono. Stai scrivendo delle cose, sei geloso. Attenzione, la gelosia è veleno, ti ammazzi, vedi, stai morendo, stai annusando e stai scrivendo delle stronzate. Lo sai perché? Perché il signore che sta innanzi a te, lo sottoscritto qua, hanno 40 anni di spettacolo, caro amico mio. Vai in coppa a Facebook, ma coppa di tu e scrivi Alfonso Cemito e ti rendi conto chi sono, perché mi sono affiancato a loro, i giovani, ho scelto questa strada che si chiama TikTok. E beh, a te che te ne foto? Qual è il tuo problema? Ah, cari spettatori, noi siamo un popolo che facciamo ridere, Bravo. portiamo allegria, Bravo. appoggiamo le persone che hanno bisogno di noi, facciamo il sociale, facciamo cose belle. Ma tu che ti nascondi con un ditino, con un rito frascito cattivo, perché non hai i coglioni, e mi chiamai, ci incontrò e mi dice per la vicina chi siamo noi. Perché tu con quello rito che tieni, quello rito, no? Ti metti pure in tuo naso e poi ti metti pure, scusatemi, ti metti all'altro là come un figliacco, ti nascondi dietro a un telefono perché sei brutto, ti fai un chat, ti fai nei pier, ti fai nei... tieni tutti i difetti del mondo, ti permetti di dire delle cacca, con quello rito, scrivi, ma che tieni a riccio? Babusci, Alfonso c'è, Flo, i giovani del futuro della canzone napoletana, siamo Napoli, perché noi rappresentiamo in varietà lo spettacolo napoletano. Bravo, grazie. Allora, Ma noi ragazzi, scrivete ci buono. sentiamo dopo. La divertite Vai, pure voi, un la applauso, divertite. vai! Allora, caro Babuscino, Sì, purtroppo sì. noi viviamo a Napoli. No, che c'è? Voi tutti No, viviamo a Napoli, noi stiamo in casa a Napoli, stiamo in casa in tutto il mondo, non sto parlando di una cosa. E mo non sappiamo dove stanno Io le so che case, tu- dove... Io so che tu fai Dai, divertire, bravo, è allora. vero fa divertire. Babuscino? Allora. È vero o no? Abbiamo Sì. anche il pubblico. Sì, grazie. È simpatico.
ok? Io non sono Pippo Baudo, sono napoletano e mi sento un trash, a raccontato a te. Noi siamo trash, vedi? Però io, cari amici miei, ho portato una poche storie. Mario Mer, Radio Corriere che tiene 100 anni, il cinema, Giacomo Rondinello, la chitarra, un po' di storia per far capire. Bello, Noi tutto Napoli. parliamo della nostra Napoli. bravo. Giovedì abbiamo, Sì. presentiamo la sfogliatella Bellissimo pure. artigianalmente a Napoli e vi spieghiamo come nasce la frolla a Napoli, come è nata la sfogliatella. Com'è nato? Va la crema? No, non ti preoccupare. Poi presentiamo un babà, ti piace un babà? Oh, gli rum in golf. Come? Gli rum lì. La panna, No, parla mi disgusta. marò, Mi disgusta. è forte. Poi voglio dire un'altra cosa, cari amici miei. Io vi voglio presentare un brano in coppia con la nostra ballerina che ci canterà il nostro amico. Per me è stata una canzone bellissima. Grazie. Come si chiama? La? Paputezia. Come? Paputezia. Pappotenza. Non lo so, ci dice. La paputezia li ha. La papputenza, Va bene. papputenza, Va bene. Babuscilla e Flora balleranno. Oh, vai! Napoli, bella, 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 bella. Sweden, bella, 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 bella. Germania, bella, 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 bella. Magellino, Aishpias, Mario, Mario, 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 Mario. Pompei, no, Pompei. Mais, pulsa, mais, vai. Pompei, Pompei, mais, mais. No, Pompei, Pompei. Óptica Saña, óptica Saña. Óptica Saña, óptica Saña. Vaya de Helios. Nicropio. Bella, pure, bella, bella, bella. Napoli, bella, 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 bella. Sweden, bella, 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 bella. Germania, bella, 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 bella. Magellino, Aishpias, Mario, Mario, 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 Mario. Pompei, Pompei. No, Pompei. Madonna mia, un applauso ragazzi. La nostra Valletta. Non toccare perché qua c'è una trefata del direttore. Un attimo solo, direttore. Scusatemi regia. Direttore, non sono stato io. Non facciamo un casino noi. Mi siamo bravi, apparteniamo al popolo. Ma passo responsabile. E di, parla tu, va. Direttore, salve. Buon pomeriggio. Come state? Ah, buonanotte. Oggi è stato un indillo. Buonanotte. Buonanotte. Ma non sa, sta a Ma non so Londra. che so. America. No, costa 3 euro al reddito. E allora è 3 euro a rete, allora ci troviamo, scusatemi, aiutatemi. Fossi in Africa. In Africa. Hai visto? Che tiene a mano?
Hai visto? Che tiene, ma? Mano, che tiene? La cicchicca. Com'è? La cicchicca. A Marano. La La brava. fanno in Africa. Parlo con il direttore a pari, a chi si sta incazzato. Ci vediamo bello e buoni, arrivederci. Accomodate. Direttore, scusatemi, direttore. Allora, ma io vedo un casino qua fuori al cancello, ma che sta succedendo? Con i biglietti. Che cosa sta succedendo? Con i biglietti. Boh, guarda che casino, sta qualcuno che vuole entrare. No, ragazzi, ma Busci, che cosa hai fatto? Qualche guaio? Niente. E vengono un casino. Sta via legata. Direttore, non siamo noi, Sta legata. credetemi. Il telefono, maronna, autodirettore. Rispondo io. Pronto? Pronto? Ma io sono un po'. Pronto? Ma un po' direttore, Boh. scusa. Pronto? Ehi. Non ho capito? Pronto? 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 Vabbè, sa chiama e... Arrivi il patatino, direttore. Purtroppo, io purtroppo, quando ascolto la musica, Sì. non se ne anisco. Poi parli tu, non mi fai capire niente. Ma forse- Poi si mette pure la valletta, e che serati, che puntate, perché non siamo Sono mai... su Pilato. Alle volte le cose belle sono spontanee, perché le preparazioni non sono mai belle, però io mi sento un professionista, non sono un Pippo Ba, però conosco i tempi, anche tu conosci i tempi. Mi dice che è successo al canale 21, un po' di mi dice perché sono amici nostri. Allora. A chi hai andiamo- incontrato? Ah, come si chiama? Quello Tisso spettato in Napoli in Europa. E chi è? Quello che ti cima a Milano, quello è tifoso di Milano. Ma chi è? Come si chiama? Lo puoi sapere a me, l'hai incontrato tu, io l'hai incontrato io. Chi è? Si chiama Massimo. Massimo. Quando a tu che si chiamano Massimo? Massimo Serata. Come? Massimo Serata. Massimo Serà. Non è Massimo Serata. Massimo Bodò. Massima Bodò. Bodò. Conoscete quest'attore per piacere? No. No, la gente sta aspettando, vuole sapere l'attore che hai incontrato a Napoli, canale 21, chi è? Massimo Bodò. Bordo. Bravo. Massimo? Bodò. Ah, il grande panettone di Natale! Massimo Boldi! Sì, un bacione. Un applauso, è un grande! Un bacione. Ci mi sei mezz'ora, fatti solo. Poi a chi hai incontrato? Poi? Sapete tu se io gestivo al canale 21, perché siamo qua per RTN. Ah, perché c'è stato? Scusa. Ma perché c'è già stato forza? Scusa, il programma non c'è stato. Io Sai sono- tu. Sono nuovo scendere programma, scusa. Stai tu, Eh. e sa tutto Napoli. Ah, grazie. Ok, precos. Ok, allora noi ripetiamo un attimo, direttore, non sono io, E chi è? direttore. Il telefono, non lo so se funziona il telefono qua, non lo so. Morto, direttore. Prima funzionava bene il telefono, direttore. Ma io non lo so che cosa sta succedendo. Sono da bucato. O direttore, vi voglio bene, ma non vi ho pigliato con me, che sempre stai piccando i colpevoli, direttore. Sono questi due, purtroppo. Ma forse la macchina va a tre. Ecco, miracolo. Pronto? 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 Con chi parlo? Sono il nonno di Papusciello. Ah. Chi c'era questo numero? Ci sta. Pronto? Dite, nonno, dite. Allora io ho Ma mi avuto... passa a Babuscello un attimo. No, parlate prima voi. No, anzi, il wifi tu, Babuscello, Babuscello, pigliamo a parlare, parlo con Ma noi. posso dare una curinata per prima volta? Pronto nonno? Buonasera, salve. Papusciello, dove sei? Sto qua. Qua dove? Qua. Qua. Tu mi sono vestito, non posso scendere, sono Ma rimasto che solo con stai papà. dicendo? No, ma che vestito vuoi? Tu mi sono vestito, Papusciello. Dai, la lavatrice,
Papucci, porta un vestito che non posso scendere, c'è una cerimonia. La cerimonia. Portami un vestito. E che il contagione la cerimonia. Portami un vestito ambrezza che venga fino allora faccio succedere un buttato. Uno avete fare ore e mezzo vestito, perché tutta la banderia. O vedi che cazzo non ti va manca, né? Portami un vestito. Non mi capa, perché non mi capa? Portami un vestito. Ti scusate pure i calzini, ti Ma che stai scusate. facendo? Portami un vestito. No, i calzini tengo, no, i Non è calzini. te, Portami un ragazzi. vestito. I calzini. Chi si trova venuto Massimino Fantasimino? Portami un vestito. Quando è là si stregna. Per tante amicizie che tenete con Massimino o Fantalmino ti facevo portare pure i cazzo a te. Veramente? No, io. Comunque a roba vengo là che ti faccio vedere quello che succede. Volete bravo, no. Ti faccio vedere quello che succede. Tre posti per Roma. No, voglio Ti faccio sentire quello che si sente. Oh no, ma scusate, informazione, oggi è dove? Oggi è dove? Oggi è dove? È dicembre. È dicembre. Ma così, questi lente sta farfallina ti hai pigliato per grille e Pinocchio. Veramente? Veramente? Portami un vestito a mamma, papucci. Babbo, Io si è porto fatta bravo. spugliare. State sentendo? Vabbè, comunque mi venga là, chi ha? Ma i mamma trattini mia. state mangiando? Mamma mia, che succede? E i ritratti la mangia sempre mangiate, però tu ti hai mangiato sempre a pensione amiche, tutti i ritratti. Veramente? Ah, dai, ma un regalo per la mamma, oh no! Portami un vestito. Portami un vestito, papucci. E la veste di mangiare, no! Ci vediamo a Rocco, ci vediamo. Vabbè, no! Massimo, che cosa fai? Oh, Massimo. non la vedo, va bene? Basta buono. Un bacione. Passa un po' a me. Posso disponibile perché lei no? No, è anziano, c'è stanno i cocchi in bar. Ah, no, in bar. Si passa, Passami a Fonzi che ci passa uno al telefono. Dai, che non dai. Tenuti a bere? Ah, E se si può pigliare cosa? ah, io vai. Tenuti a bere o no? Ma tu puoi pigliare cosa? Avrà ragione. Ma mo che buoni, chi è che parla vabbè, con no. me? Ma non mi misi, da qua la tarantella mi misi, ma buccello. Qua ci licenzi, ma là ci sono controllato tutto quanto. Vabbè. Passami. Accomoda. Fammi si possa parlare. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Alfonso Gemito. Alfonso Cemi. Sono Alfonso È Gemito. uno schizzo? No, non è Alfonso Cemi schizzo. sta qua. Scherzo. Senti, qua abbiamo un problema. Ah, Devi dire a Papucci di portare il vestito a nonno. ma devo dire qualcosa, ci posso passare qualcosa? Devi spugliare babbucci. No, non te niente, ma è la busta ancora. Dopo ti mando un siciliano, dopo Ha ti detto mando... si mette la busta qua, sta pure giù, è buona la busta. È caduta la telefonata. È caduta la telefonata, sicuramente, sì. Bene. No, io voglio dire una cosa, ragazzi, ma mo questo personaggio qua che bene a roba candida, che si chiama un nonno, ma non è che chi sarà quello? Era ancora. Chi si deve pigliare a Parker, babbucce, chi sta tutto cazzato, e come vede si deve pigliare dopo vestito, te devi vestire a casa. No, quella è intelligente. Chi? Chi sta tra quello Non è no? intelligente, pure stampella. Pure stampella te, mamma mia. Regia, c'è penne, pure stampella, regia. Pubblicità, vai. Diamo spazio un po' alla pubblicità, regia, vai. Massimino, che stai facendo? Massimino! Massimino! Questo è un cancello! Questo è un cancello! È fatta una pitturazione a mano, vedi, si sta aprendo, vedi? Vedi? Massimino! È un disegno, vedi? E chi tu aspettavi questo No, Massimino, no. Quando vai, Massimino, tu lo stai bene, andiamo. Un momento che sta attesa, mi ha portato alla pizzeria a Napoli notte, voglio a Pollena, mi ha portato fino a Kite che fanno certi pizza gigante, troppo bella, vediamo che succede. Bella, adesso ti piace la struttura o no? Già, a me sono pronta. Aspetta, Eccomi. non fu cafone, cantina. Ma quando fu? Mi conoscono, questa è una pizzeria seria. Lo sai, Un Napoli notte. di Gennaro Romano, lo sai, c'è un manrito, però non c'erano. Vabbè, mo non parliamo, stiamo No, arrivando. voglio... Mo la cautini pizza, non parliamo. E quello?
Ah, so, ma non mi hai buttato fra. Wow, è così Ciao, bello. guarda che fanno il pizza bello, ma che già fa sta cosa? Massimi, ma tu telegiornale lo vedi? Ci stanno soldi. Non ci stanno soldi. Ah, però 2 anni sei, mi dico figure in mezzo, nemmeno mi hai buttata. Mamma mia. Osce, sono pazziano, è uno scherzo. Mo ti faccio vedere che ti arrivo. E mi fai sti scherzi a me? Non ti preoccupare, mo ti arrivo. Almeno me l'hai fatto rimanere in anno. Era uno scherzo, Massimo, scusa, mo frate, perché qua fanno il pizzo E vero. mi fai sti scherzi? E guarda che ti ho fatto preparare. Fatto perdonare. E guarda qua, non ti mangi una pizza così. Mamma mia! Calmati, anzi, guarda, fu complimento proprietario. C'è no, ma questa è tutta mia, fra. Questo è tutto E che ci sta? Ma sapete come l'hai fatto? pomodorini gialli, pomodorini rossi, provola, pancetta e pane croccante. Mamma mia! E solo a rosa potremmo mangiare. Sta pizza napolinotte, voglio una pizzetta da mangiare il notte e pure 7. Napolinotte, pizzeria, da Gennaro, voglio a Pollena, non può mai sbagliare, fa una pizza di alta qualità. Guarda che mai mangiate che i croccantini a coppa, guarda qua. Come la vedi? È bianco, come la mozzarella, ci metto Non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere, la bocca. Non ti muovere. Mangia se... A Napoli notte, a 2 giornate, ci mangiamo pure la pizza, va uscire, e che tu dica a fare? Ma uscire che ti penso? Ma oggi sbagliato, scusatemi, lui e Massimino mi sa se va uscire con Ma tu me. ti sei imbriacato tu, tu Poi, nessuno ci ruba, io voglio bene a babuscire. Ma io già sempre fidato tu, niente, lascia stare. No, Ciao. ho fidato in una cosa, a voler bene una E cosa. allora vuoi bene a me? Se ti comporti buono, sì. Io vorrei bene che la prossima volta tu mi offerti a me la pizza cara e la prossima volta ti porti perché... Ma tu diciamo, non ti diciamo le ricordi. cazzate. Diciamo che sono stato offerto dal grande Gennaro Romano. E beh, mi hai fatto fare una figura Capo. a me da questo punto. No, che poi è un figlio di una grande struttura d'epoca, Però se oltre mi- 30 anni. Se mi permetti io adesso Tu lo conosci il papà? No, ho avuto il piacere di conoscerlo una volta, però... No, perché si vede la critica che avevi fuori. Sì, Sì. che ci vuole? Scherziamo, non è vero, quella è una brava Allora persona. vogliamo dire solo una cosa perché voglio Napoli notte, ma la pizza facciamo i giorni e pure notte. Quindi oggi è arrivato Massimino, vi sto sempre vicino. Frate, ovvero stanno tante pizzerie a Caprichino, che ci troviamo a Pallone Trocci, 3 pizze da una parrocchia. E se ti firma qua, tiene gusti a qualità, non esitare, che per il vero modo di gustare, viene che sta pizza è troppo bella, vicino ci metto mozzarella, a Roppi ci metto pomodoro, Gennaro, Napoli notte è grande ancora. Viene qua e ti mangia una pizza di alta qualità. Quello qui, ma che stai facendo, Massimino? Sto immaginando che mi trovo qua a 2 auto immagine, hai capito? Ma immagini, non sto solo immaginando, è pure una realtà, ok? E fa stessa cosa mia, vieni qua, guarda qua che ci sta, va? Sì, un Mercedes, ti vede già San Bernardo, sta aspettando a te, vieni, non esitare, che perdi il vero modo di camminare, e a scegliere autoimmagini, sono compagni miei, sono venuto oggi, di martedì, perché ti dico la verità, sto senza macchina, e immaginando, a Gitmola che 2 autoimmagini. Finalmente siamo arrivati da autoimmagine, voglio autoimmagine via Europa, no, numero 25 a Cercola, via Europa. Ma mo che stai aspettando? A chi stai aspettando allora? Aspettando come consegni una macchina, hai te autoimmagine me lo rifletti e me lo CTP, mi capite Alfonso compagno mio, mi capite che mi fa? Me la tutta la documentazione e me ne va. Io mi pensavo che stai aspettando un comando. No, io me ne vado subito alla macchina. Stesso me lo ci buttato i soldi, mi hanno fatto passare pro finanziamento. Hai messo i soldi sono pochi e mi hanno fatto passare un finanziamento di meno. Come si può fare? Non ha saputo l'esito. Voglio venire Nora. Nora ha saputo l'esito. E mamma me ne va a sbattere di nuovo. Ma ti conoscono buono qua? Mamma mia, mi conosci. Tu non paga a nessuno. Io sono Massimino Fantasmino e tengo tanti soldini. Massimino! Dove vai? Vieni. Sto immaginando tutte cose. Vieni. Ma io lo immagino in una realtà. Vieni, Massimino, vieni.
all'altezza di Mombustà. Hai visto o no? All'altezza di Mombustà. Hai visto? Ci riuscita a mapitare. Autoimmagine, voglio RS3, Q3. Ma non ci troviamo, ma non ci troviamo. Autoimmagine, cerco, voglio, non vi potete mai sbagliare e non ho meno garanzia. Ah, io me ne vado. Babusci, quella telefonata che abbiamo avuto. Ma a casa. Ma io devo mancare con Rai, devo che la telefonata, prego, io. Ma come tu? I mezzi non fa magari carica. Ti pigliato cose non nonno. No. Ma che è? Un nonno. Però è bellissimo vestito, chi sei tuo nonno tuo? E dice la verità. Mi sta bene là, fra. Guarda là, vai, che pompiniere. Dai. Mamma Ma mia. come si può La pompiniere Capodimonte. Bellissima. Capodimonte. È un cuore. Capodimonte. È una ragazza il cuore. Come l'olio cuore. Complimenti. Complimenti. Complimenti questi cicli. In spagnolo, Amico, spagnolo. Grazie, Lias. Grazie. Lei viene da Madrid? Sì. Madridis. Ma che è? Ma non è di cazzettini di Non è te, vieni Ma come ti porti i cazzettini? Allora che dice facciamo? Vabbè, comunque siamo pronti per accogliere questo ospite. No, l'ospite dopo, perché ha avuto un problema, fuori un cancello, sta trasendo un nonno tuo. Sì. Ma c'è la siete, non parla. Aspetta, un attimo per piacere. Un attimo, siediti, non ti muovi, non parla, fa questo. Però c'è in mente, ma dalla parola non da fare avuto studio perché il suo direttore un mi sta buffando chiamare. Ti prego. E tu che fai, caro? Se sempre tu come fai, guarda chi l'ha accompagnato, Massimino. Buonasera. Madonna. Buonasera, sono venuto fino a qua. Madonna mia, un nonno. E Stampella ha detto lei. Sono venuto fino a qua, pure Stampella ti è pigliata. Che mai, pigliato, scusa. T'ha portata, perché ti hai portata la staglia? Allora, la prima cosa, non lo che mi incaricare, io stiamo faticando per fare 3.000. Bravo. Hai vicino a me, hai Massimi, mi fa una cortesia. Hai smunto, leva ma. Hai papuscello sa dall'uomo vestito. E chi l'ha fatto forte? E chi l'ha fatto forte? Ti pigliato il vestito. Signori, calmatevi. E tu si fa di conne, Devi mettere la sì. staglia, dice No, e che ti fa? Guarda, te va a stare. Calmatevi. devi mettere la staglia. Calmatevi. E mi sono vestito mia lì a portare. No, prego, Bravo, leva tuo vestito. Ragazzi, questo è Bravo. atoscenico. Leva tuo vestito. Atoscenico. E a re vestito. Bravo. Pronto? Dammi vestito. Bravo. Che succede adesso? Io ti davo stare. No. Ho vestito te l'ho pigliata ringarma. Ho vestito te l'ho... Direttore. Non sono stato. Ma fai sempre Cretti insulina. Prima scena l'insulina. La faccia fatta 3, perché qual è? E tu devi Ho fatto l'insulina tu sopra, poi ti hai messo tutti i vestiti che stavi scavando e fantaspine e dublo. perché non dai, non si può cappuccino marrone. Ma parlo un zappatore. Ma parlo un zappatore. Un zappatore di zastonda, ma che recca, che sei sulla giacca devi dire? Signor Alfonso, non sta esagerando. signor Alfonso, se voi ci fate le domande noi rispondiamo. Come vi chiamate? Io mi chiamo No, Mastro ma perché sciulate il mondo? Io mi chiamo Mastro Salvatore Turrese. Si della torre? Sono creatore, Originale della torre. sono con nonni papuscino. O non il babuscino? Qual è il vostro problema? Il scusate? problema è che chi sta mi sono vestito a me. Ma babuscino, ma tu devi chiedere l'autorizzazione. Date un microfono a Papuscello. Babuscino, te lo guarda la giacchetta e smutate tutte cose. Scusate, Ma tu mo che è fai? che bello buono vestito, Ma tu come ci dà con noi? Ecco, ma già puzzicavo, scusate. Non ci accavalliamo. Alfonso, mi deve dare il pantalone. Non cavallare, non ci accavalliamo. No, scusa, accomodate. No, che c'è che pipacri. Scusate, Alfonso, ma darà pure cazzona. Pure cazzona. Levati un cazzone. Non lo possiamo fare. Levati un cazzone. Levati un cazzone. Bembati, non fare qua, non fare. Non bevo, non ti muovi, ma che combinato? Allora facete una Scusatemi. cosa.
Non guardate, Questo- non guardate. Ma foto Chiama stomaco, faccia non prima guardate, come ma ne ho. foto stomaco, non guardate. Ah, avete capito? Allora, scusami, facciamo una cosa, visto che sei in televisione Guarda bella qua, no? direttore, La guarda qua. giacca te la ridò di nuovo. Che sta succedendo? Figlia da vestaglia, Massimino. Figlia da vestaglia, Direttore, vi prego, direttore. Non sono stato io. Direttore, chiamate i carabinieri. No, i carabinieri. No, dato ambulanza per un nonno. Veramente? Oh, no, ma Ma perché si vede uguale a Traizzi? Ma no, nel catone a pigliare a tu. Ma non già faccio diretto Momo Beghi, ma appare tutto qua. Ve lo giuro Momo Beghi. Caro nonno. Sì, Caro nonno. sì. Caro, no, non sono caro, da fa. Non può scampaggio. Nonno. Sì, Fatelo per carità, vi prego. Sì. Siamo in un bellissimo studio televisivo, che mi hai combinato, che mi hai combinato. Io chiedo scusa a tutti i nostri sponsor e quelle che queste... Mi viene da piangere, il direttore mi vuole mandare via. Il direttore. Chi ci mangiamo? Un casatillo. A Pasqua, a Natale! Scusa, un capitone. Un capitone lo mangi tu, io mangio un Perché mi piace. Allora, ragazzi, No, nonno, scusa. nonno, lo potete Come? perdonare il Natale? già l'ho perdonato. Ah, l'anguilla. Guarda nonno, non pensate sempre a femmine, che lo sono rovinato. Oh, no. Allora, io già l'ho già perdonato a Papucia. No, Perché gli ho dato la giacca. no, non mi serve, no. Gli ho dato il vestito. Scusate, ma gli ho dato pure un vestito una volta. Guarda quanto è bellino. Va, papà, Mantieni i cazzettini, accatti i cazzettini. e i cazzettini c'è da Massimino. No, c'è cazzo, sono piccolini. Per mezzo che io accompagno voi, sono chi che mi mangia la pensione. No, la Voi pensione. date la preferenza per La pensione Ma si è mo che mangiata ti Papucia. c'era buttata... Ah, messaggio per tu. No, Guarda che sta te la pensione. Sta mangiando tutto quanto. guardate qua. Capì? No, per un attimo. Babutto, So. babuscetto. So. Babuscetto. E ti tocca a te. Alla dice. Babuscello. Questo non devi fare Nonno, hai capito? nonno. Ma la La pensione si sta mangiando tutto quanto. dammi qua, ce l'hai. Sta mangiando. Devi fare voi Dammi il qua. direttore della coppa. Babuscio, vieni qua. Se ammazzi a festa, no, che si può fare? E poi i soldi non lo si mangia. Sta mangiando. Me lo posso prendere il microfono? Me lo posso prendere? No, allora devi vedere il microfono. No, no, Sta no, mangiando. no, no, Sta mangiando no, no, tutto quanto. ragazzi, un attimo, ragazzi, un attimo. Un attimo. ma Non sveglio. telefonare, questo è il direttore. Ma che hai sveglio? Direttore. Pronto, buonasera? No. Caso, direttore. Ti voglio bene, babù. Un nonno non lo pensa più. Ma perché la ci pensa più? Quando vai a casa, E da sta bu- i dove la panni te- sporchi si lavano in famiglia e tu direttore. Ah, perché? E ma ti piglia più vestiti senza soldi. Ah, io ci ronco. Ciurai? Allora. In diretto? Ah, Quando io vai a casa, ti spogli Ah. il ciurai. Che Me lo sei? passi, la palla, poco tu mantengo il telefono. Pronto direttore, buonasera. Scusatemi, sto telefonando a che sola? Sì? No, io ci voglio su consegni, scusa, perché è matematica la cosa. Ma mo' te qua. Come? Non ho capito. Sì? I calzini no, i calzini I calzini non è te. No. E te ne va venire. Sono venditore a Bologna. Direttore, un po' di pubblicità, ma appena. Veramente? Un minuto di Che pubblicità, fai, vi scusa. voglio bene. Ma che tu non ne vuoi? Questi qua sono matti. Ma ci sta vicino alla tavola, Pubblicità, mi direttore. Pubblicità, facciamo un po' di pubblicità, Va bene? Direttore, se voi quando va a sentire la pubblicità, il ci piace, vedi? Direttore? Ti piace la pubblicità? Sì, pubblicità. Pubblicità. Sono troppo felice perché la macchina non me l'ha fatta rotta mai. Portatelo tutto quanto che facete la stessa cosa mia. Voglio usare macchina la rotta mai. Pensateci a coppa, portatelo a Paoluccio, officina Maione, o a Sommo, o a Sant'Anastasia, pure vicino a Maronnellà che ci vuole un minuto ad arrivare. Paolo si mette a disposizione, la macchina non da fa rotta mai, la soluzione la riesce a trovare, che sei una grande officina. Tu dici Massimino, la storia non fantasmina, io ti sto sempre vicino, e porto pure la Lamborghini. Paoluccio problema non ne è, qualsiasi macchina di alto spessore. Porta qua, ti riescono a sistemare, io con questa pubblicità ti voglio salutare, ma tu fai la stessa cosa mia, vieni a riparare, ma fammi continuare a abitare. Genia,
Chi si mangia sempre? Massimino! Ma da buffo sempre, ma tu mangi... Ma tu fai una pizza! A Rusa, A tu. cercola! Frate, ma vieni a trovare pizza in quantità, giù da mangia e giù da vuoi mangiare. Ti piace? Sei da mangiare, vieni che sta pizza è troppo bella, ci mettiamo pure la mozzarella, a roba ci metto pomodoro. Pomo pizza, è grande ancora, ma ci mi sa fatica qua, ma mi sto mangiando più pizza che sto spicciando. Sta signora mi ha detto, ma ora, mi piace, sai, ma sto mangiando io. Piano piano, tu ti stai ingrassando. Ma non me ne fotte, pomo pizza, ti fa un genere di mangiare. Ehi, ma tu balli la chiattone di fanculo a te, se mi stanno le cose. Ma che cosa, la canzone era chiattone esagerato? E che facciamo un chiattone esagerato, a Secondo poi. me, ingarrato. A poi, guarda che stava prima, guarda che venimo, vieni. Perché sto faticando una smarca, non sto capendo niente. Mi sto mangiando hamburger, stelle, patatine. Guarda, a casa parlo sulle massimine. Pomo pizza, non devo scordare. Stiamo qua, a 2 passi dalla tua città. O a Cerco, là somma, a Sant'Anastasì. Sì. Pomo pizza, sono i compagni miei. Allora, abbiamo fatto il nonno sta scendendo fuori per piacere, o nonno sta scendendo fuori, chiudi la porta per piacere. non sa, O non sa da più uscire da dove. o nonno se ne chiude, chiudi la porta, stiamo grazie a Dio. Allora, ascolta un attimo. Sì. Io sempre fatto lo sciupa femmina, vedi, tu puoi mettere un vestito in cuore, perché con questa è una femmina, o piglia sempre più femmina tu. Ciò ti che sta così. Scusa. Oh. Ai. Pronto? Ma senti, Pronto? te ne finisce la telefonata. Pronto? C'è sta Papuscello? Pronto? 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 Sì, sta con me, una tua hai fatto. Ma volete passare per piacere? E chi è che sono? Ci sto, ma voglio vedere. È stato perdona. Pronto, buonasera, chi è? Buonasera, chi è? Che è? Già sta Ma vai cazzando. sempre fuori, ma la roda già chiappa. Tutto vai, sono come la Coca-Cola. Siccome la Coca-Cola, Sì. ti faccio vedere io buona Coca-Cola se ti fai a breve. Ma che ne so, ma tu sapete tu chi sono sti Ma chi femmine? è? Ah, non ti ricordi manco chi sono, no? Che una vasciaiola che è. Lasciaiola a me! ma Uè, già là chi che ti proprio avvicinati una a casa per la conferenza. È proprio una molegna. Scusate. Oh. Ma ce l'hai da chi che tiene vicino a te? Che siamo stati insieme per 2 mesi. Scusa. Papusci. Papusci, mamma sì. Ma Linati da buono, scusa. Pronto? Papusci. Pronto, ti sento, Sono culata della sanità. Come? Ah, ma con la sanità. Ma fai a bregare, mi conosci? Tu sei che la voglio con palestra. E la voglio. E la voglio in gelo. La voglio in gelo. Una voce del Senti, da già dicere una cosa. Crescita bella. Sono 2 mesi che ti sto cercando. Ah, dimmi. Ma che cosa fai, Babusci? Ma cosa mi Ma io non lo combini? so. Oh, vuoi sapere? Sono incinta. Io ho figlio tuo. No! Non fare. Non No, chi ne sono mio su? Complimenti. Ma stai facendo figli per tutto parte! Ma come si può fare? Ma telefono a casa mia, faccio una bella sorpresa. Ma quella sorpresa, chi si può occupare della sorpresa? Voglio dire 2 parole. Ti faccio una grande bene, ma ti manca belli 50 rose, 51 rose. Ma tu aspetti tuo figlio, un impugno, una Ti coppia manca un grande bouquet, amore mio. Che ci manna? Un grande Un bouquet. buche, Papusci, voglio solo una cosa. Ci Io vuole le un responsabilità tua. Ecco ci vuole 50 euro io, non ritratti lui. A Rossano! Non può che crei che li causa, si metterà no, i pannolini. Che cosa, i pannolini? O bebè, o bebè, corrente, o i pan. o corredino. Se costa 100 euro io non una creatura. Non credo. E l'ha detto il governo Drago. E non ne stiamo assendo a mai. Oggi una nascita di un bambino. Allora, ci costa 100 euro io. Allora, ma siete, come non un è? metano, e come un gas, è aumentato la vita. Pigliatella tu, stiamo assendo a mai. Pigliatella tu c'hai lo cognome. Tu non hai capito proprio Vabbè, niente. passa a me, passa a me. guarda, Oh, basta. Chi l'hai figliato il cognome in giornale? Ma lei. faccio Perché arrebuto. sei tu, perché ne vai a fare tessere? Facci Come? modesta. Come? Il tessere.
Ti caccia la tessera. Ti dai essere, cosa metto sangare in là? Maro, ma aprite un poco cucchiere a fare un figlio, Ma mamma no, vederlo rovisi a rovina. Non c'è niente. Speriamo che su creato non pigliate. Ehi, già stiamo bene, non c'è niente, piace. Non piangere. Non piangere. Non piangere. Ma io l'ho già vaccinato. Le giagno. Ti capito no? Vedete criate, sì. Le Basta. giagno. Basta, direttore, ma direttore. Ma chi è che si sta avvicinando? Ma chi è? È voluto direttore. Tu e questa bassa. E chi lo vuole su uno, che Non ti basta. Basta, babbucce, basta. Non lo so. Guarda che combinato, direttore, mi chiamate più. Vi voglio bene. E lei di Peppino di Capri, chiuse, ma no, champagne. E si è rotto pure la champagne. Basta. Non lo so. Ma chi è questa vasciaiola? Vasciaiola a me. Perché ancora te l'hai frusso? Perché si frusso? Non ce la faccio. Ma come si può fare? Come si può fare? Staccate, vasciaiola! Chi sei un teatro? Questo è un teatro napoletano, non ce la faccio più. Chi si fa figli per tutto parte? Ma te stai informando che la vita è cara? No. Ma non è per forza, tu rompi con il telefonino sotto la cucina, No. ti scende con TikTok, ti dormi con TikTok, Beh, sono vai a io. mangiare con TikTok, ti vai a dormire con TikTok, cammini con TikTok, ma vai tu con sei su TikTok, che fai amore? TikTok. E come fai ai figli? Tutte cose, bello. I figli come fai? Se stai sempre con il telefonino, ti vedi mai con una femmina che fai? Chiacchi, che fai? Diretto come tu dici. Quando si scarica la batteria. Quando si scarica la batteria del telefono, a cominciare la batteria da maniera tu. Che ti na, tu la scella, vai via per tutto parte. Esagero. Diretto. Maronna. È 90 minuti la batteria. Ah, tu ci metti 90 minuti. Non parla pure a me come si fa. È staccato il telefono, capito? Non parla pure a me. Non c'è niente. Vai, ma tu sai che a Sicilia Sì. ci stanno seguendo. Ma sì. Ma scusatemi, i siciliani è venuto più. Tu che fai un portiere fai tra 70 budelli, su siciliani è venuto o no? Vabbè, aspettiamo anche la Sicilia. Allora, io... Tu potevo dall'uno in casa, se cosa. No, la verità proprio, io... Ma adesso mi sto preparando perché il direttore ci vuole nel suo ufficio per ci fare una cazziata a tutti e due. E onestamente, questa cazziata per mezzo a tu non la voglio pigliare. Tu che ne pensi? Ma vogliamo mangiare questa cazziata? Non ho capito, il suo portiere che va innanzi a rete, guarda potto. Dobbiamo presentare... Ah, prima la pubblicità e così, perché il direttore vuole un po', no, la pubblicità non è possibile. Perché è arrivato il momento di fare un balletto cuccutetti. È bello questa roba, gli sai? E ci serve Babuscel e la super TikTok, Flora TikTok. TikTok, dove sta? Eccola qua. Vai giù. Eccola qua, vai. Sono sempre preparato, a macchina pulita. Se mi compagna gira per città. O sera rotta voce, la sola vola vola. Voce fa mamma se mamma canta. Cucù, ballate insieme a me, a ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti faccio impazzire. Cucù, venite a pensare a me, non vediamo Giullino, a cimbala pulino. E poi con te. Tengo sempre un sorriso, sono semplice e preciso. Io tutto quando mi faccio ballare.
facciamola da soli, non dico tocca a volo. Poi ci fa mamma zia, mamma canta. Cucù, te, ballate insieme a me, a ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti faccia impazzire. Cucù, te, venite a presa a me, non vediamo a Giullino, facciamo la movina. E poi cucù te. Cucù, te, ballate insieme a me, a ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti faccia impazzire. Cucù, te, venite a presa a me, non vediamo a Giullino, facciamo la movina. E poi cucù te. Ok, Babbucci, visto che dopo queste telefonate che hai avuto, la prima cosa che la telefonata è che la mezza vasciaiola, scusate il termine, sono metto cose pure- di nos. no, tu dici che te, ma poi se cose del vostro, no nostro, vostro, non me. Ma non credo che ti devo abbizzare. No, sono vostre cose. Ma datti già, Babbucci. No, io mi attrezzo. Io chiamo un nonno. Veramente. Ma come devo vedere proprio una onda, non sei sì. Bella pezzuno nonno. Non sei cinese. Ci stanno, so, a fare fare Natale. E domani a me. Allora, Domani a me. presente l'ospite da Sicilia, Palermo, ha portato pure il castato, come si chiama? Babbucci. I cannoni siciliani. Ricco Pandetto, conosci? Direttamente da Palermo. Siciliano le dici. Nicco Pandè. Nicco Pandetta. Non pochi panno. Ma quella panna. Nicco Pandetta. Nicco Pandè, lasciatelo poco. Vuoi saccare come la prima volta, tu vuoi saccare come quando ricevevo non te ne lascio mai. E mo tu non stai con me, dimmelo quanto stai, non sai come mi manca, ti cerco ogni giorno perché. Voglio a te, ancora da madre, mi manca st'amore, mi manca perché. Voglio a te, ma quando ricordi da mente, labbra baciava, solo lo voglio sempre tu mi innamorava, e mo lasciala lontano tutti a questi strani, ma stai giurando dopo me tu si cambiare la naga, tu le sai ancora una canzone nata a volte, e tu sto aspettando sotto la ragazza, ma mo la testa bocca nata a volte, o sai che siete non vivo il tuo amore, Scusami. Sono veramente contento di stare qua. Ho fatto tanti chilometri per venire da Palermo. 50 km. Quando? Vicino di 50. Ma a Germania. Io a Papuscello sono venuto qua perché ho avuto una telefonata. Mi ha chiamato il nonno. E dice che tu ti sei messo il suo vestito e glielo devi ridare indietro, Papuscello. Ti devi togliere il pantalone. E aggiunto una cazziata utile tu. Basta. La prossima volta, Afonso, Ma perché non scende a basso? Io ti fatto. Affonso, la prossima volta fagli comprare un vestito perché il vestito del nonno non se lo deve più Questo non mettere. è del nonno. Non se lo deve. Siamo andati a comprarlo io e lui. Malamente. Il nonno ha preso una malattia. Pantera e vai malamente il nonno. Allora, a fo, togliamo la parrucca. Signori, Savio, cavalli! Togliamo la parrucca. Va giù, su contento veramente che mi avete ospitato. Io ho ospitato No, non ne ho ospitato. in questo programma. Sono fiero di stare su questa bella televisione degli amici nostri Puca. Ricorda che giovedì ci sarà un ospite che debutta proprio all'interno del tuo programma, Alfonso. Angela Cavalli, una Ecco, ragazza. ho preparato uno schizzo in HD un po' più pulito Sì. che hai fatto tu con la mia voce di Franco Ricciardi. Lo scherzo che ho La fatto. voce di Alfonso Gemedo che poi chiama Franco Ricciardi. Vabbè, io ho fatto, tu sai, i scherzi a Però la regia mi dice di guardare centrale, Sì. destra, sinistra, grazie. bello così, bello così. Ok.
Allora sì, se andate su YouTube io ho già fatto un sacco di scherzi. No, non lo diciamo, giovedì c'è una grande sorpresa. No, voglio dire a chi abbiamo fatto gli scherzi. Vabbè, vai, Ho fatto questo- scherzi a Franco Ricciardi, a Toni Colombo, Gigi D'Alessio, Rosario Miraggio. Miraggio, Mario Trevi, Leo Ferrucci, E a poi- tutti i cantanti. e poi- Che Scusa, ma voi avete fatto questi scherzi? Ma che è carnavale? No, significa? Che scherzi sono gli telefonici? scherzi telefonici. Ah, scherzi scusa, dei- voi Lui fa- spiegamelo cosa fai, come spiegamelo state cosa facendo fai. questi maestri? Sono scherzi No, telefonici. che io- scusa. Ma quando è carnevale, non stiamo a Natale. È carnevale. Lui fa fate i no. scherzi non telefonici, è santo. carnevale, non è carnevale. Fa Alfonso C'è, parla con Babuscilla. Allora, facciamo, come si chiama il programma questo qua? 081 show, TikTok, television, vai, è la stessa cosa. Signore e signori, buonasera, da 081 show con Alfonso Cevi di Paolo Usciello questa sera su questa bella televisione. Alfonso dice sempre televisione, dice sempre televisione. La televisione. Ma Ma scusa, andare tu- la volta, dai. tu, la settimana che atrás fai sentire io scherzo quello Non di No, me. però se ti posso dare un consiglio, fai sentire lo scherzo che ho fatto a Mimmo Dani. Quello è lo scherzo più bello Vabbè, che... c'è anche quello di Rosario Miraggio. No, c'è sta chi di Rosario Miraggi, ci stanno tanti, tutti Ho gli preparato anche una cosa di Gigi D'Alessio con te, Sì. e diamo omaggio a un grande che Ah, si chiama Enzo Guida. vieni qua, volevo Sai, ce lo fa lo stesso da cosa. questa televisione, se mi fate dire questa cosa, volevo ringraziare il mio amico Gigi D'Alessio che 3 anni fa mi ha dato l'opportunità, io sono andato al Pala Partenope dove lui ha fatto un grande concerto e mi sono vestito da Trump, un presidente americano, dove io dissi guarda, tu mi fai morire quando canto Zappatore. Certo Gigini infatti sta su YouTube, disse Gigi D'Alessio, no ma io non canto Zappatore, presidente, certo guarda, tu non canto Zappatore ma tieni un fisico la zappa, quindi E se certo di un fisico lo trattore, grande Gigi D'Alessio. un bacio a Gigi D'Alessio. Guarda, però aspetta, visto che mi hai ospitato, mettiamo a conoscenza, a parte perché Gigi- la basilica o a pure? parte- a No, parte- fatti tu Guardarello. a parte Gigi D'Alessio, io voglio ringraziare anche il maestro Nino D'Angelo che mi ha dato l'opportunità di girare un film con lui ai Titanic. Volimmo posto! Volimmo solo... Quindi se vogliamo ringraziare ne sono tanti gli artisti. Fatti che per io- Rosa Fonseca, Rosa Fonseca, un altro film. Grande con- cast di attori importanti. E poi voglio dire un'altra cosa, in presenza di Papuscello e Alfonso Gemito, per l'anno prossimo a livello nazionale c'è un grande programma dove nelle puntate io interpreto proprio il personaggio Nico Pandetta napoletano. Bravo. Però sarà un programma nazionale, una bella cosa che si fa. Vogliamo ricordare che andate tutti quanti a San Gregorio a Meno perché c'è il pastore di Babuscello. Oh, vera, bellissimo. Quest'anno finalmente Babuscello Bello. non fa ridere su TikTok, non fa ridere a livello televisivo, non fa ridere a teatro, ma fa ridere proprio un po' presepe. È bravo. Di meno bambinelli che stanno dopo la pandemia che ci ha fatto soffrire, ci mancava solo un divertimento come Babuscello, ci fa Grazie. ridere. Viva grande Natale! con A voi, Babuscello. io ti ringrazio di questa. Io Io voglio ringraziare te e Papuscello di questa bellissima ospitata e sono, ma che sono ospitato Ma c'è, ma alla ne potrà la Sicilia, sono buttati i contento. cannoni, Con il No, tuo la permesso, Castura l'ha buttato, con il la tuo Castura. permesso, cosa? Ah, Castura l'ha buttato. con il tuo Cassola, permesso sai, posso Cassola. dire l'ultima cosa Vai, e poi vai, vi lascio vai, al vai, vostro vai, programma lascia perché stare sfumando. a così ci l'anima solamente. Allora, la S Music del nostro amico Stefano Scardia, grande. ve lo garantisco come organizzatore perché io ci lavoro tanto con lui, eccolo qua, è un ragazzo per bene, lui è Antonio. Voglio ricordarvi che stiamo preparando un grandissimo, eccola qua, la locandina del giorno 8 dicembre, ristorante La Lanterna, dove qua manca solo Angela Cavalli, anche Angela Cavalli sarà ospite con il suo spettacolo. Voglio ricordarvi che grazie a Stefano Scardia e venite Antonio tutti quanti. Riccichiello su questa televisione Telefonato. si terrà un programma televisivo con tanti ospiti della canzone napoletana condotto dal comico cabarettista Savio Cavalli. Quindi guardi, un bacio a tutti,
vi voglio bene, grazie Papu, grazie a Madre Natura, grazie Madre Natura che mi avete ospitato. Voglio, grazie, buonasera. Scusa. Di presentarvi l'ospite, sempre l'ospite di prima. Se la regia, ma il microfono se l'ha portato, se l'ha portato a Palermo, è qui. No, ma i siciliani non sono dei ladri. Qua giù sono brave persone siciliane. Ok, eccolo qua, la nostra Flores. A chi tenim? Diego D'Amore. Eccolo qua, prendiamo il microfono a questo giovane della canzone napoletana che ci presenta. Il mio brano si ti chiama a telefono. Ma tu lo sai perché io parlo napoletano? Sì. Perché io sono napoletano. Eppure sono Se non parla, muore. Se tu non canti, muore. È arrivato un momento, se la regia fa cantare su bello guagliunciello, perché la regia purtroppo sta preparando una sorpresa per tutti voi. Ok? Io purtroppo devo aspettare questo brano che tu canterai. Come si chiama il titolo? Si ti chiama a telefono. Si ti chiama a telefono, rispondi, vai regia, vai! Sta passando una serata e fornuto tu le decise. Non lo so se tu hai sbagliato o se tu che sei esagerata. E che ci ha fatto volessi sapere. Sto pensando che fai senza me, perché a te non sai come mi manca. Si ti chiama a telefono e non mi risponde, mi fai solo male, non sai perché. Mi mandate regalo perché la compagna che forse è gelosa che sto con te. Si ti chiama a telefono e non mi risponde, a sotto palazzo mi mette a Luca, che tu sei importante, non voglio più niente, e quando è un momento ti voglio sposare. L'uscino in coppa mi fai per dispietto, tu passi giornate in da cameretta e piangi abbracciando di quello sacchiotto, chiamano nome mio. A fa pace non ci vuole niente, una parola come importante. Scende che tu sto aspettando, ma conosco sai non mi rende. Che ci ha fatto volessi sapere. Sto pensando che fai senza me, perché a te non sai come mi manca. Si ti chiama a telefono e non mi risponde, mi fai solo male, non sai perché. Mi mandate regalo perché la compagna che forse è gelosa che sto con te. Si ti chiama a telefono e non mi risponde, a sotto palazzo mi mette a Luca, che tu sei importante, non voglio più niente, e quando è un momento ti voglio scusare. Vicino al tuo coppa mi fai per dispietto, tu passi giornate in da cameretta e piangi abbracciando di quello sacchiotto, chiamano nome mio. Telefono e non mi risponde, a sotto palazzo mi mette a Luca, che tu sei importante, non voglio più niente, e quando è un momento ti voglio scusare. L'uscino il tuo coppa mi fai per dispietto, tu passi giornate in da cameretta e piangi abbracciando di quello sacchiotto, chiamano nome mio. Allora, eccoci qua, grande Diego,
Diego. Ma volevo sotto palazzo, me ne va a Ragazzi, pigliare. giovedì ho avuto una conferma nazionale. Un personaggio del teatro nazionale ha detto di sì, vuole conoscere, non vi dico il nome perché è un grande Babusci, dopo te lo dico in privato, vuole fare un duetto con questo personaggio. È uno che ha fatto la storia, teatro, cinema, si sente un casino, ma è sempre un buttiere nuovo, un buttiere fuori la porta. Io non lo so, ragazzi, io non posso mettere i guardiani in più, amato, per non far trascino pubblico. Ha detto pubblico che fuori, questa è una televisione, non è un teatro. Venite, faccio una cosa, venite 8, aspettiamo all'antenna. Allucate, imbriacate, mangiate, ci divertite. Ma fuori la televisione non andiamo lì. Hai troppi fatti. Ma io è copetta, Perché noi è 8, questa è la pubblicità. È copetta. Potremmo fare quello che volevamo noi. Avrei voluto temporale. È copetta. Vedi, c'è troppo casino, troppo pubblico. Allora lasciamo subito le parole, invitiamo il nostro Don Mendoni. Il finale lo facciamo così, sempre alla grande. Massimino Fantasi. Nino, dove sta il nostro guastafesta? Massimino, vai con Massimino, vai con Massimino. Pronti? Oh, Massimino! Vai. Massimina e sono napolitana, n'aggia pigliata treno tra Napoli a Milano e quando vago fuori non so come Gigina, Camera lo riceve porta da cartolina, si guarda in nuovo a stupio o meglio può trovare, prima era individuale, ma sono SPA e come un voto dongo, è autonomo e cammina, non tiene la mattina, ti tengo i fantasmi, quel poco a Massimina, correre fantasmina, è arrivata Massimina, Mazzi Show, quel poco a Massimina, correre fantasmina, è arrivata Massimina, Mazzi Show. Tengo una motorina, ma paro un magazzino e tutti i giorni faccio lì per coppa e magellina. Lauciano, lucicina, ma mercato e mercatino. Ormai giro una voce e quando la volta frama fermata la finanza, io questa bozza quella allora cavaletta annanza. Favorisca i documenti. Brigadier sono Massimino, lo postro verbale ci vennevo fantasmina. Massimina, correre fantasmina, è arrivata Massimina, Mazzi Show, quel poco a Massimina, correre fantasmina, è arrivata Massimina, Mazzi Show. O fantasmina mia mi piace a tutto quanto, o tengo coordinata che Sabina che mutanda, o tengo stella striscia a colura qua, o tengo pure termica se io tempo può cagnare, ci metto l'antifurto si so con a rubare, o frena a dischi che ci pensi a te fermare, o fantasmina a cialda che fa pure un caffè, o fantasmina elettrica venisse a tu te, blindata, corazzata, resista a porzellone, se io metto in dall'acqua neanche là si spone, si tiene a varca a mare e a nella non c'è sta, metto i fantasmina a varca fai là, e a mattina quando era poco mattina e non trovo fantasmina, contatta a Massimino un coppo telefonina, e si fanno un trovo come ti piace a te, piglia là che ho cottone e tu cosa innanzi a te. Massimina, correre fantasmina, è arrivata Massimina, Mazzi Show, quel poco a Massimina. Ma fine si clara in dopomattina, ma chi te vesta mattina, ma l'hai conosciuta a Massimina, i fratelli non sono Clementina, sono Massimina, sono correre fantasmina, voglio di carità, non so che brutto in mezzo campo che fai, io che fra. Voglio ricordare una cosa, la vera ricchezza si trova nella povertà, ci pigliamo una braccia e te la ci buttate qua, questa è la realtà, dove subi a papà, Marcellina e mamma, io sono il figlio di questa bella città, voglio l'emozione, piccolo sto qua, non ti scordare.
Bene, non è finita ancora. bene, grazie. È arrivato il momento di presentare mio figlio. È arrivato proprio un treno. Un brano che lui non c'è, però è un brano molto importantissimo che sta Bellissimo. andando su TikTok insieme con Luchetto, la Pischierita e gli artisti di Un Sant'Angelo. bacione a tutti. Questo è un brano e poi senza offesa a voi, come giovane, canta bene. Micco Tandré ha ballato tutti quanti, che sta storia e TikTok. È un brano fortissimo, eccolo qua. Anche un po' il volume, grazie. Faccio sentirlo là. Vai, 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 vai. Mi faccio nato, che bella sceneggiata, ma se io sapessi che tu sei un grippato, tanti c'è tamarice ma al finale sai che sì, se non può fare inutile che fai così. Tu per storia mori lo c'è fame, tanti c'è ma ne manca tu sei la macchina, non tiene manca storia te va benzina, se senza uscire con lo telefonino. Ti sei affittato pure Mercedes, si chiude a forni pure in Danu. Mo che non è, c'è messo la loretta, mo naturebbe di vedere che dopo fa. Che fatta ieri, con quella regola tieghe, e fatto repere, paporetta mia che insomma. Mo che ci dice che non tiene mai una liquida, non può manchi conoscere e scire a Marcellina. Tu per storia mori lo c'è fame, a dice ma ne manca tu sei la macchina, non tiene manchi storia te va benzina, se senza uscire con lo telefonino. Ti sei affittato pure Mercedes, si chiude a forni pure in Danu. Mo che non è, c'è messo la loretta, mo naturebbe di vedere che dopo fa. Ti sei affittato pure Mercedes, si chiude a forni pure in Danu. Mo che non è, c'è messo la loretta, mo naturebbe di vedere che dopo fa. Giovedì, grande sorpresa, ospiti nazionali. Va a uscire un ospite nazionale. 100 centi. Ma come vai a Paella? No, viene con la bicicletta. Ah. Va bene. Buonanotte, Buonanotte, buonasera. RTN TV, per la tua pubblicità. Info 081 505 30 23. RTN, la TV di tutti, per tutti.